E siamo con l'imprenditore Dino Vittorio Santin a Pordenone al sesto giorno di sciopero della fame in piazza Elena dei Mille contro la corruzione. Sentiamo una sua prima impressione. Beh, guardi, la mia lotta è contro la corruzione in Italia perché è l'inefficienza e lo spreco di denaro pubblico perché è veramente il cancro di questa società. Tutto il resto è fumo negli occhi. Se noi avessimo quei 120 miliardi che sono lo spreco di denaro pubblico, la corruzione, l'inefficienza, a noi non ce ne fregherebbe niente degli extracomunitari, avremmo anche la possibilità di dare soldi anche loro, ma se non andiamo al nocciolo della questione, che è la corruzione, lo ha detto il Presidente del Consiglio di Stato, lo ha detto il Presidente della Repubblica, lo ha detto Roberto Scarpinato del pool antimafia, cioè lo dicono anche gli americani che non vengono a investire qui in Italia perché c'è la corruzione, punto e basta. Ecco, dicevamo sesto giorno di sciopero della fame, cominciano chiaramente anche a esserci alcuni problemi, ecco, di Sì. carattere fisico. Se ci illustra un po' quella che è la situazione sua in questo momento. Beh, mi faccio visitare ogni mattina da un medico comunque e la mia situazione oggi comincio ad avere qualche piccolo problema perché purtroppo dopo 6 giorni ovviamente il fisico comincia a risentirne qualche giramento di testa, ma tutto sommato ancora bene. Speriamo in meglio, Ecco, insomma. ecco, quindi andiamo avanti comunque, insomma, intanto il sciopero continua. E beh, ovviamente io non mollo, cioè qualcuno, o spero che la gente cominci ad aprire gli occhi e di non andare dietro all'ultimo pifferaio magico, ne abbiamo già avuti tanti. Cominciate a guardare concretamente nelle cose e non quello che vi fanno vedere.